Un pareggio giusto, forse, per 1-1. Akragas e Messina hanno ripetuto il risultato di dicembre. L'Akragas era andata in vantaggio all'inizio del secondo tempo e c'è rimpianto per non avere mantenuto il vantaggio fino alla fine, ma va bene così per i tifosi, i quali parlano di punto d'oro. Una gara, quella giocata dalla squadra di Raffaele di Napoli, che per la quinta volta consecutiva si conferma una grande squadra. Le reti nel secondo tempo con Klaric al primo minuto della ripresa e Da Silva per il Messina al 73esimo. Un risultato che avvicina i biancoazzurri alla salvezza diretta. Rappresenta un punto importante, un punto che dà morale. Non sono soddisfatto per la prestazione, soprattutto dopo il gol, che ci siamo abbassati troppo, non abbiamo più cercato di giocare. Questo è il mio rammarico, perché c'erano possibilità di poter giocare, però poi vai ad analizzare un po' più a mente fredda e mi rendo conto che noi non siamo squadre che sono abituate a giocare il martedì, il mercoledì e la domenica, e quindi poi, essendo una squadra giovane, molto giovane, io non ho cercato di cambiare il meno possibile, e quindi a un certo punto della gara chi stava in campo era arrivato abbastanza corto. Ai ragazzi avevo detto di partire subito forte, è normale che cerchiamo di imporre il nostro gioco, poi di fronte abbiamo sempre le squadre che avversario. Il Messina secondo me è una delle squadre più forti di questo giro, soltanto che magari hanno pagato tutte le vicissitudini societarie, però hanno giocatori importanti. Se riusciamo a far gol come abbiamo fatto, perché prima o poi la stanchezza la pagavamo. Una bella soddisfazione che arriva dopo la prova di carattere con il Siracusa. Un altro derby è andato in archivio, adesso bisognerà prestare la massima attenzione per la prossima partita all'Esseneto. Servono gli ultimi sforzi, insomma, e poi sarà meritatamente festa grande. Per Raffaele di Napoli, tornato nel suo ex stadio, è stata un'occasione che il mister ha voluto ricordare. Io l'ho vissuta serenamente, perché sono una persona che qualsiasi cosa fa la fa sempre alla luce del sole, in maniera passionale, in maniera totale. L'anno scorso mi è stata data la possibilità in questa grande città, con questo grande pubblico e con questa società gloriosa. Forse mi sono trovato nel momento sbagliato, al posto sbagliato, però niente, l'ho vissuta in maniera serena io.